Trovati in diretta con Sveglia Trieste, come vedete siamo in compagnia di Alessandra Richetti, consigliera del Movimento 5 Stelle a Trieste, visto che prima parlavamo di Muggia con il sindaco Polidori. Buongiorno Richetti, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno, ben trovati a voi. Purtroppo oggi il giornale apre con diverse situazioni di cronaca, tra cui la morte di quel ragazzo di 19 anni che attraversava la strada a Barcola l'altra notte, un turista lombardo che purtroppo dopo le cure sul posto e il trasporto in ospedale non ce l'ha fatta ed è giovanissimo, spirato, era qui a Trieste in vacanza con gli amici. Questo riporta in qualche modo alla luce anche le dinamiche che riguardano la sicurezza stradale. Interventi nel comune di Trieste sono stati fatti con le isole spartitraffico che alcuni criticano per essere intralcio stradale, altri invece, soprattutto i tecnici, sposano l'idea che servono per rallentare. Al netto di quanto è successo al ragazzo, perché non si trattava di proprio un punto limitrofo a queste isole spartitraffico, probabilmente attraversava fuori dalle strisce, ma saranno poi i rilievi ad accertarlo. Rimane comunque quello della sicurezza stradale un argomento da dover monitorare costantemente, perché al di là degli interventi che si possono fare, campagne di sensibilizzazione, soprattutto per chi guida distratto, stanno diventando sempre più pressanti, ma perché i numeri lo dicono, Richetti? Lo dicono i numeri, lo dicono peraltro in quell'area lì, diciamocela, esatto. quella Sì, è vero, una strada che purtroppo presenta varie morti di fatto connesse a quella viabilità. Diciamo che è anche una situazione un po' particolare perché quell'area si trasforma completamente o diciamo in maniera significativa più che completamente tra l'estate e l'inverno, no? Quando d'estate diventa molto più critica la situazione. Ho letto anche la presenza, l'intervento dell'assessora, non possiamo dire che ovviamente una situazione di questa portata sia responsabilità della polizia locale. Certo è che proprio per il ripetersi di situazioni di incidenti anche mortali in quell'area, varrebbe a mio avviso, se io fossi come dire nella situazione di poterlo fare, una valutazione, proprio uno studio anche grazie all'università. Io sono assolutamente per esempio favorevole al fatto che siano state protette le strisce pedonali con le isole. Mi ero solo mossa a suo tempo perché venissero i rialzi, venissero ben evidenziati. Certo. Faccio una considerazione che mi è venuta questa mattina quando arrivavo qui da casa mia verso Tele4 e ho percorso via Ginnastica. Io sono felicissima che abbiano deciso di rifarla perché era una cosa veramente indecente. Nel giro di 2 anni era diventata una strada in cui si poteva fare gincana. Io vado in scooter per cui, o comunque in bicicletta. Sono felicissima che la scelta dell'assessore sia stata quella di fare di notte i lavori. Sono preoccupata perché attualmente ci sono molti dislivelli. Chi arriva in scooter, l'ho visto oggi perché davanti a me c'era un signore che era impaziente e ha cominciato a attraversare, ma i dislivelli sono improvvisi e come dire non visibili. E complice anche la giardinetta che c'è sulla strada, varrebbe la pena di segnalare magari quei dislivelli anche semplicemente con un po' di pittura colorata, spruzzandola, sì. No? Perché sembrano cose molto banali, ma si evita l'incidente, certo, proprio per questo anche dovuto magari uno non si aspetta di trovarsi
quel dislivello, Vero. alla mattina magari anche un po' assonnato, Quindi e segnalarlo a vale la pena, dovere. vale la pena di adottare delle misure di tutela. Poi resta il fatto che io vedo le persone guidano come se la strada fosse una pista da rally, senza preoccuparsi del fatto che ci siano pedoni, e su questo bisognerebbe veramente incidere. Abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno, Buongiorno. consigliere Richetti. Buongiorno. Lei ha nominato la via ginnastica, io la percorro, non dico quotidianamente, sull'autobus, ma quasi. L'autobus, che poi è un mezzo grande, praticamente salta Sì. sulla via ginnastica, l'autista, poveretto, salta, ma proprio bisogna tenersi con due mani perché si cade. Cioè io mi chiedo, non so, lei ha detto che l'hanno saltata di notte, forse questa è la causa, perché non c'è un metro di strada dritto, cioè è tutto un dislivello, è tutto una roba allucinante. Io pensavo, ero convinta che questa asfaltatura fosse provvisoria e che poi l'avrebbero modificata, aggiustata, fatta come va fatta, insomma, perché così, rimanere così, una cosa allucinante, soprattutto a biechi, è tutta a dislivello. Veramente la gente dice mamma mia, boom boom boom, cioè ci balla. Ecco, questo vabbè, questo lei l'ha già detto, ed è anche pericoloso per gli scooter, eccetera. Ma io volevo parlare di un'altra cosa. Allora, ci sono tutti questi fatti criminali, no? Che succedono, di criminalità più o meno piccola, ma anche mica tanto. Ma sono stati fatti dei provvedimenti dal ministro sulla sicurezza, no? Allora, i 5 giorni di preavviso, io volevo che lei se fosse così gentile magari, di illustrare brevemente quei 4 provvedimenti che sono veramente un ostacolo enorme anche per le forze dell'ordine, perché non possono agire, per la magistratura, per tutti. Cioè è una tutela dei criminali in pratica, cioè parlano una cosa poi fanno un'altra, perché 5 giorni di preavviso per cosa? Per arrestare, per mandare l'avviso di garanzia? Non ho capito. E poi ci sono anche quel fatto delle intercettazioni che non si possono fare, ma intercettazioni limitate, perché dice non è legale, poi perché costano tanto. Cioè io vedo in questo provvedimento che hanno fatto, l'ultimo, delle cose che i buonisti sono diventati loro, o se lo sono fatti solo per i politici, non so, non capisco, perché 5 giorni di preavviso per poter arrestare una persona. Poi un'altra cosa, tutti i tossicodipendenti vengono scarcerati, perché magari anche giustamente, dico io, ma proprio da loro una cosa del genere non me l'aspettavo. Cioè, dove vanno questi tossicodipendenti? Per le strade. E perché sono in galera? Solo perché sono tossicodipendenti? E adesso li mettono fuori, però non lo dicono. Anche Piero Camber ha fatto ieri una filippica su Facebook, ma si è guardato bene da rispondermi a questa domanda, perché è importante che la gente sappia che al governo hanno fatto questi provvedimenti. Ecco, la ringrazio tanto e buona giornata. Grazie, penso il riferimento fosse al decreto sicurezza. Sì, no? sì. Per il primo momento non riuscivo a individuare di cosa stava parlando la signora. Prego. Allora, non entrerò in merito di tutto il decreto sicurezza, perché non ho nemmeno approfondito sufficientemente il tutto. Certo che si evidenziano alcune criticità che sembrano con quel decreto tutelare un certo tipo di figure, diciamo, e invece così essere molto più critici e pesanti su quello che è il dissenso e le forme di espressione di dissenso che ci possono essere nei confronti del governo. Immagino che la signora faccia riferimento all'avviso il preavviso che deve essere
dato dalle forze prima di poter permettere l'intervento e l'arresto. Insomma, io non vado nel mio ruolo di consigliera comunale, non vado a commentare quelle che possono essere tematiche più prettamente nazionali sulla sicurezza. Certo che, come dire, quando ti limiti rispetto alle intercettazioni, come ha detto la signora, quando ti limiti evidentemente con degli avvisi che danno un vantaggio a chi in qualche maniera è sotto inchiesta, perché di fatto non è ancora definito la colpevolezza, qualche problema ci può essere. Per quanto concerne lei ha parlato di tossicodipendenti. Allora, a parte che sappiamo bene che la situazione delle carceri italiane è drammatica, anche qui a Trieste abbiamo circa un centinaio in più di persone presenti all'interno della struttura. Io sono intervenuta recentemente, sono andata a fare un sopralluogo nel carcere e la situazione è pesante. Qualcuno mi dice sono dei delinquenti e quindi è giusto che siano in una situazione così. Attenzione, intanto la maggior parte di quelli che sono lì non sono soggetti a delle restrizioni particolari, perché le pene sono al massimo di 2 anni, quindi diciamo non sono i grandi criminali, perché qualcuno parla di omicidi, stupri, non è quello il caso del nostro carcere. Tanti sono tossicodipendenti e quindi ci sono tante persone anche in attesa di giudizio. La domanda che ci facciamo è: una persona che ha problemi anche reiterati di tossicodipendenza, come deve essere trattata, no? Qual è il modo più efficiente che abbiamo perché non ritorni a fare lo stesso tipo di reato, che poi porta, abbiamo visto anche nel caso di spaccio organizzato, porta poi anche a situazioni che sono venute alla cronaca recentemente. Quindi il tema della sicurezza delle carceri è piuttosto complicato e andrebbe trattato in maniera molto più ampia. Ok, ecco. ok. Allora, vediamo se ci sono mail. Una vignetta di Marco Englaro che adesso apro, che riguarda le chiusure, anzi le limitazioni al giardino pubblico per quanto riguarda i ratti. Niente più cibi e bevande in giardino pubblico, sarà la fine del pantigane fuori del kebab. È stata emessa ieri un'ordinanza del sindaco perché troppi ratti sono stati trovati al giardino pubblico e quindi vengono vietati cibo da portare dentro il parco e eventuali comunque anche abbandoni di rifiuti che possano attirare le bestie. Quindi Marco Englaro ci fa satira attorno. Ero andata a fare un sopralluogo non recentemente, ma in un'altra occasione, ed effettivamente avevo trovato nei cestini pizza o simili, e quello è un problema, quello è un grosso problema, perché una delle problematiche dei fattori che determinano la presenza dei ratti è la presenza di cibo a disposizione. Certo. E quindi il primo livello di attenzione deve essere nell'eliminare il cibo, quindi sono favorevole che si elimini quello che può essere l'oggetto di interesse del ratto. Certo che bisogna andare anche a eseguire delle pulizie, ma soprattutto a individuare dove ci sono i fori. Sono stata
ho ricevuto l'informazione da alcuni cittadini che per esempio ho ricevuto il filmato di Viale Gabriele D'Annunzio, lì la situazione è veramente drammatica come altre parti, non sto dicendo che sia di più o di meno, non sto facendo una classifica delle zone perché sennò qui scateno l'ira di tutti quelli che magari si sentono tagliati fuori. Certo che in quel filmato quello che si vede è che nei fori sotto l'albero c'è chiaramente un nido cospicuo. Ora sappiamo che il ratto femmina produce fino a 10 piccoli a nascita una volta al mese, quindi nel giro di pochissimo noi riusciamo a avere tantissimi ratti. Ho segnalato immediatamente al servizio preposto proprio la derateizzazione e sto aspettando risposta. Ora probabilmente il periodo delle ferie sta rallentando le risposte, ma ritornerò alla carica, ecco, insomma, perché tutta Trieste risente della presenza di cibo anche nei cestini, lo sappiamo bene perché ci sono anche le cornacchie che peraltro lo distribuiscono a destra e manca. Ancora una telefonata, buongiorno. Un buongiorno a voi. Ecco, volevo dire, dato che si parlava prima di via ginnastica, io spero che la ditta che ha fatto male il lavoro in via ginnastica al tempo del Covid, non so se vi ricordate che la via ginnastica è stata completamente aperta e si sono rimesse tutte le tubature, poi con l'asfaltatura e la rimessa in opera della strada, la strada ha avuto un cedimento, quel cedimento che oggi, perché io ho avvisato un paio di anni fa, anche 3 anni fa, l'assessore e l'assessora, dicendo che guardi che lì la pavimentazione sta cedendo, la ditta ha fatto un brutto lavoro e se andiamo avanti così, se non si va a vedere i lavori e se chi è di competenza non segnala che i lavori sono stati fatti male, il comune deve pagare e noi dobbiamo pagare. Ma volevo dire un'altra cosa, lei che si occupa di Tranviopicina, si vada a vedere le fermate di Romagna, c'è la baracca completamente di legno marcia, che è una vergogna, e si vada a vedere nella stazione di Banne le ringhiere che sono da 30 anni che non vengono, cioè hanno fatto metà lavoro, hanno pitturato di verde una parte di ringhiera e l'altra ringhiera rimane arrugginita. Inoltre le faccio un'altra domanda, perché le ho fatta tutte, ma tutti quanti non mi sanno dare la risposta. L'ultimo lo bianco, nessuno, tutti dicono mi informerò, telefonerò, farò, però nessuno fa niente. Le rotelle del tram che fanno un rumore infernale e non sono oliate, cioè ingrassate. Se lei va a vedere tutte le rotelle che tengono il cavo, sono completamente asciutte, senza grasso, senza niente. Logicamente il cavo lavora con le rotelle col ferro e fra pochi anni il cavo dovrà essere cambiato, logicamente, perché lo sfregamento fra ferro e acciaio consuma il cavo. Chiaro. E il cavo, questi cavo ogni volta il cavo. E in finale volevo dire che sono tanti anni ancora Trieste non sa dare, diremo, il nome di Ferdinando Massimiliano. Adesso la mostra, che è stata fatta a Miramare, è stata intitolata a Massimiliano d'Asburgo. No, non esiste. Massimiliano d'Asburgo era un imperatore del 1450, logicamente sempre austriaco, e il Massimiliano si chiama Ferdinando Massimiliano e aveva anche il terzo nome Giuseppe, ma si chiamava Ferdinand Max. Diamo il nome vero a questo personaggio che è stato un beneficiario per la nostra città. Diamolo il nome giusto, perché poi oltretutto Massimiliano dicono d'Asburgo, non è vero, perché con
il matrimonio di Maria Teresa con Francesco I, Granduca di Toscana, Stefano, una cosa all'altra, il matrimonio ha messo dentro Asburgo Lorena. Dunque, semmai doveva chiamarti Massimiliano Asburgo Lorena, ma non è così, si doveva chiamare, se te lo chiamano, Massimiliano I, imperatore del Messico. Va bene, insomma, diciamo che ha una priorità minore, se mi permette questo appunto, però insomma grazie per avercelo evidenziato. Tram di Obicina, fra l'altro, che è stato affrontato come argomento in una commissione comunale, se non sbaglio richiesta da lei proprio, sì, no? Sì, l'avevo richiesta io perché insomma è impensabile che dopo quasi 9 anni di fermo ci ritroviamo da capo con ulteriori fermi, e in previsione a me aveva così, ero rimasta particolarmente colpita dal fatto che la Regione, esplicitamente l'ho scritto e l'avevo letto proprio qui a Tele4, che sembrerebbe che i vari interventi che si siano susseguiti negli anni proprio sul il tratto delle rotaie, di cui anche sta parlando il Signore, abbiano causato, non siano stati organici, diciamo, e che richiederanno il rifacimento totale con altri fermi. Quindi sono assolutamente consapevole, come ha detto il Signore, che mi interesso di tram, del fatto che siamo ben lontani dall'avere un servizio stabile, e ci saranno dei lavori. Stiamo aspettando, io qui avevo detto che si aspettava di avere il progetto del rifacimento per giugno, invece apprendiamo che ci sarà appena probabilmente in ottobre, quindi i lavori seguiranno. Invece mi interessa molto l'aspetto di via ginnastica, perché condivido la critica che ha fatto il telespettatore. È una critica che non riguarda solo quella via. Via Milano la situazione è stata la stessa, ma potremmo elencare lavori, proprio una lista lunga di lavori che nel giro di fatti in un periodo e nel giro di un anno, 2 al massimo, portano a una quasi deterioramento ancora peggiore rispetto al lavoro, alla situazione precedente al lavoro. Quella di via Ginnastica e quella di via Milano, che sono oggetto di rifacimento attuali, bene che siano oggetto di rifacimento, siamo favorevoli perché era indecente, diciamolo, ma ha toccato il punto vero della questione, il punto politico. Allora, intanto, perché così spesso vediamo questo stato? Questo è un qualcosa che mi sono già occupata quando ero presidente, perché vedevo anche nell'area della sesta circoscrizione in continuazione delle situazioni di lavori che dovevano richiedere rifacimento. E a me interessava segnalare che non deve essere a spesa del comune, quella deve essere la ditta che lo ha fatto che lo rifà. Allora adesso però devo anche spezzare una lancia, non ho fatto ancora un accesso agli atti per sapere a chi sono addebitati questi lavori. Potrebbe essere che siano addebitati non al comune ma alla Cegas, che ha rifatto tutti i lavori in precedenza. Quindi come vedete c'è una questione di vedere quello che è il problema, ma anche di capire se sono stati presi i dovuti migliorie perché non succeda più. Ecco, questo deve essere, perché c'è anche un danno, al di là del fatto che poi vengano fatti, come dire, in carico a chi ha prodotto quel danno, c'è comunque, come ha detto la signora, come ha detto il Signore,
c'è una questione di rischio e di disagio per il cittadino, che anche quello ha un costo e un peso. Dobbiamo dare pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, torneremo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia a Trieste in compagnia di Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno. 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 Allora, ieri sono stata in giardino pubblico. Sì. Ho visto i cartelli, quelli che sono stati messi di recente, credo. Sì, proprio ieri o l'altro ieri, sì. No. Però ci sono anche i cartelli che nello spazio dove ci sono i giochi per i bambini, che non si entra col cane. E c'erano ben 2 cani liberi, perché naturalmente le signore col passeggino sono entrate col bambino e hanno lasciato il cane libero. Ma il cartello c'era. Sì. Perciò naturalmente non si rispetta come la musaruola quando si va sul bus. Ci sono proprio i cani, quelli grandi, che sono senza musaruola. Rispetto a queste persone che se c'è il cartello che è il divieto di entrare, visto che il parco è grande e da altre parti si possono stare, ma non viene rispettato. Ok, lei lo ha fatto presente a queste persone? No, io non mi metto a discutere, però le ho viste, perché ero con la nipotina proprio nella zona dove ci sono i bambini più piccoli. Va bene. Infatti ho detto, ma io ho visto prima un cartello che era divieto del fumo e divieto anche per i cani. Ok. Di entrare nel parco dove ci sono i bambini, dove ci sono i giochi, ma purtroppo non viene rispettato, perché una volta c'era anche una persona che controllava queste cose, un guardiano, diciamo. Sì. Va bene, grazie della segnalazione, buona Grazie, giornata. buongiorno. Grazie. Sì, nelle aree giochi sì, ovviamente c'è il divieto della presenza dei cani, perché comunque per una questione di ovvia igiene. È chiaro che quando si è deciso di non avere più all'interno dei parchi la presenza di quello che è un guardiano del parco, si è perso anche nella tutela di queste che sono piccole situazioni, ma che andrebbero risolte, che andrebbero per tutelare anche i bambini, ecco, insomma. Le faccio vedere Sì. questo articolo del Piccolo di oggi dal punto di vista della dialettica politica, che riprende l'intervista del sindaco ieri rilasciata al Piccolo. Di Piazza, a sinistra all'attacco, parla di opere di 20 anni fa, la destra tra applausi e frecciate. Reazioni miste dopo le parole rilasciate dal sindaco al forum organizzato nella sede del Piccolo. L'opposizione, solo slogan, ora di cambiare. Scoccimarro, priorità mutate, parla la coalizione. Roberti, grazie per ora l'impegnato in regione, futuro nazionale, possiamo dare una sterzata. Diciamo più voci a contribuire a commentare, meglio dire, quanto ha detto il sindaco. Con lei mi soffermo sul ruolo dell'opposizione più che su quello che dicono Scoccimarro, Roberti o futuro nazionale. Solo slogan, ora di cambiare, poi questo è ovviamente un riassunto di quella che può essere la posizione dei più anime del centro-sinistra locale. Dal suo punto di vista, non so se ha letto l'intervista di Piazza o comunque in qualche modo ne ha ritrovato elementi già discussi in consiglio o in altre situazioni. Come si sente di commentare? Allora, io ho letto l'intervista di Piazza, erano, come non potevi leggerlo, erano 2 belle facciate del Piccolo. Vedete, e lo dico anche in questo testo, vedete quello che mi ha colpito, ma tantissimo. Sì, io non ho voluto obiettare rispetto a quanto aveva detto il sindaco in quella intervista.
io ho voluto dire in 2 pagine, 2 intere pagine di Trieste, c'è tantissimo di Piazza e pochissimo di Trieste. E questo parla, secondo me, molto di più di quello che ha detto Di Piazza. Quindi un ego che va Allora, davanti ai non bisogni? mi fermo nemmeno rispetto all'ego. Allora, vedete, chi ha modo di leggere Il Piccolo lo faccia. Qualche pagina prima di questa risposta ci sono le considerazioni che Mattarella fa sulla politica e sul fatto che la politica sia sempre in una fase di scontro su temi di un certo tipo, su personalismi, e parli poco delle persone, no? Parli poco dei reali problemi del cittadino. Ecco, io quello che ho rilevato è che in quel momento il sindaco di fatto fa un distillato di autocompiacimento per quello che ha fatto, ma è come non vedesse la città. E io non lo so, però siamo felici che ci sia il turismo, ma la città è compressa dal turismo. I giovani e le famiglie non trovano casa e fanno fatica ad andare in affitto e fanno fatica a acquistarsi una casa se non hanno redditi importanti. Una pioggia, la pioggia che è avvenuta l'altro giorno, di fatto, se voi andate a rilevare quello che ha detto, come è stata vista quella pioggia, non è stata una pioggia straordinaria, è stata una pioggia all'interno di un normale situazione meteorologica, di quello che è normale adesso, ok? E che sappiamo bene peggiorerà nei prossimi anni, lo sappiamo bene, e ha messo comunque in difficoltà e in ginocchio la città. La situazione di percezione della sicurezza è reale, concreta. Le strade che non vengono fatte, ma vogliamo parlare dei lavori fatti e rifatti. Il sindaco in quell'intervista parla del fatto che con Ponte Verde, Ponte Bianco si risolveranno delle questioni e i tir non passeranno più per la città. Ma vogliamo parlare che quel cantiere era stato aperto, pagato? Prima il signore diceva, ma chi pagherà? Quel cantiere precedentemente era stato già delle aperto. palancole, quello lì. Era del Ponte Verde, Ponte Bianco. Sì, quello che hanno messo le palancole, Sì, non sì, si potevano sì, issare sotto. sì. Sì. È stato aperto, chiuso perché non si poteva fare e rifatto. I lavori fatti e rifatti, fatti male e rifatti, sono all'ordine del giorno, non conclusi, sospesi. Allora, mi dispiace, quello che mi viene da dire è che abbiamo bisogno non tanto di trovare un nome, abbiamo bisogno di un sindaco che abbia in testa la città, non il fatto di quante belle cose sono state fatte, che poi appunto l'articolo ricorda che tante di quelle opere sono del primo di Piazza. E chiaramente la connessione col fatto di una macchina comunale che era molto efficace, funzionante 20 anni fa e che ha portato alla conclusione di lavori avviati già in epoca Illy. No? Quindi, come dire, io calerei il tono pensando proprio ai cittadini che non vanno più a votare e in questo senso approvo l'intervento che è stato fatto, sono in linea con Mattarella quando dice basta zuffe, concentriamoci che la politica dia risposte a quello che è il quotidiano della gente. Sentiamo una telefonata, buongiorno. No, saluto
saluto la signora. Signor Luigi, però abbia pazienza, ha chiamato sì, già 2 volte, ragione. insomma, l'ho detto anche l'altra volta a un telespettatore, non posso far sconti ad altri, quindi domani ci saranno altri ospiti, ci saranno altri argomenti e quindi l'appuntamento glielo rimando a domani, perché altrimenti si fanno figli e figliastri e non è il mio modo di fare, quindi arrivederci e mi dispiace doverla chiudere, ma altrimenti vige l'anarchia, che sicuramente non è il mio campo. Andiamo a vedere un'altra mail che dice vi chiedo, ma per tutti questi lavori che vengono fatti alla Carlona c'è un addetto del comune che controlla questi cantieri? Mi ricordo di una telefonata giorni fa di un telespettatore che diceva ci volesse qualcuno addetto a questo che andasse a controllare sul posto direttamente. Esiste questa figura? Perché tutti questi problemi mi fanno pensare che si diano gli appalti e poi non ci sia più il controllo sul lavoro eseguito. Grazie in anticipo per la risposta, Gabriella. Beh, il tema pone sempre il discorso del se sta funzionando sufficientemente la macchina comunale, che non vuol dire che la colpa sia dei tecnici, ma che vuol dire che la politica ha una responsabilità sul funzionamento della macchina. È inutile dire, una delle cose che mi ha colpito è che le colpe, quando le cose non funzionano, sono sempre degli altri, cioè della regione, degli uffici che sarebbero troppo precisi nel fare le cose, quindi limiterebbero la volontà della politica, dell'Anspisa che vede delle norme che sono troppo, presenta delle norme che sono troppo rigide e così via. Non è mai oddio, c'è qualcosa che non sta funzionando. Solo da un anno? No, da tanti anni, ma proprio da tanti anni. E allora cerchiamo di trovare perché le cose non funzionano, cosa c'è bisogno. Quindi io non rispondo alla signora dando una soluzione, bisogna questo piuttosto che altro. Ripeto, quando ho avuto la possibilità io segnalavo e dicevo guardate, i lavori sono stati fatti un anno fa, entro un anno devono, se non sono buoni, devono essere, cioè se non sono adeguati, devono essere rifatti e quindi chiedevo che venissero rifatti al costo di chi li aveva svolti male. Sì. E quello era un servizio che mi ero messa in testa di attuare. Potrebbero essere che mancano le persone sufficienti in comune per far questo. Le motivazioni le deve trovare chi sta amministrando, la giunta che è lì da non un anno, non da 2 anni, appunto come ha detto 10 con sospensione e dopo altri 10, quindi insomma l'esperienza non manca da parte di questa giunta, ecco. Dobbiamo andare in pubblicità, ultima di questa mattina, poi torneremo fino alle 10:15, tra poco. Bene, torniamo in diretta, 9:51 di venerdì 31 luglio con Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, prego. 2 osservazioni in tema, uno in tema di lavori comunali e uno di percezione di sicurezza. Sì. Ogni volta che entriamo con la macchina nella galleria, nel tunnel che porta al cimitero, mia moglie mi dice sempre: ma quando rifaranno questa galleria, che fa veramente pietà? Confronto ad altre gallerie è in pessimo stato, parliamo della galleria di Piazza Foraggi. Forse sarebbe il caso che il comune intervenisse per renderla più decente anche da un punto di vista estetico. Per quanto riguarda la percezione di sicurezza, per nostra esperienza non c'è mai stato un controllo più rigoroso come ora, veramente controlli molto molto rigorosi. Siamo stati fermati in macchina dove andavamo pacificamente in giro dalla polizia, normale controllo, patente, libretto, tutto a posto, ma non bastava, hanno chiesto i connotati, i documenti anche a mia moglie.
la prima volta Normale. in 81 anni della sua vita. Nessuno in 81 anni aveva richiesto questa documentazione, anche perché non c'erano motivi. E la risposta di mia moglie è stata molto secca: se mi chiedete i documenti ora a 81 anni, a me, spero che agli altri farete sicuramente i raggi X. Grazie e buona giornata. Grazie, grazie. Vabbè, insomma, le forze dell'ordine è giusto che facciano controlli, mi fa sorridere, ecco, insomma, il signore, Sì, perché sì. posso capire che la signora si senta, visto l'età, così le sembra strano Sì. che siano stati fatti controlli, ecco, insomma. Galleria di Piazza Foraggi fa un po' specie che si parli richieda dell'estetica dopo che è stata completata un paio d'anni fa. Io invece che dell'estetica continua purtroppo a esserci delle infiltrazioni che dimostrano che anche lì il lavoro ha richiesto più volte anche più fermi, anche di nuovo dei fermi. Quello è stato uno degli esempi di lavori che hanno dimostrato che qualcosa non ha funzionato. Ecco, insomma. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, signor Gulotta, e buongiorno alla sua ospite, la signora Richetti. Buongiorno. Volevo fare una precisazione su alcuni punti, diciamo, no? Nel 1992 alla Camera Craxi aveva detto alla Camera piena chi non ha mai preso tangenti alzi la mano, e nessun parlamentare ha mai alzato la mano. Dal 1992 a oggigiorno le pene per appropriazione indebita o comunque tangenti non sono mai state rafforzate in riferimento ai parlamentari. Infatti abbiamo parlamentari di destra, di sinistra, di centro che dal 92 a oggigiorno ancora percepiscono tangenti. Perciò la domanda che faccio alla signora Richetti, anziché fare un promemoria per il comune, perché non fa direttamente una denuncia? Perché questa è la motivazione sui vari lavori non fatti bene, questa è la motivazione perché la gente non va più a votare. Cascata la linea? Sì, temo di sì. Va bene, mi pare che fosse Franco il telespettatore, se vuole completare ci richiami, perché insomma se è caduta la linea e voleva fare un'altra domanda, visto che ne aveva anticipate due, ci manca una. Allora, Questa è intanto chiaro la prima. che il signore fa una sequenza logica che andrebbe chiaramente verificata. Cosa intendo? Fa un'associazione tra i lavori che vengono fatti e che vengono fatti male e la possibilità che ci siano delle tangenti. Questo, se ho capito bene, che è un'affermazione importante, sì. perché prima di poterlo se io mai avessi modo di constatare che ci sono dei possibili reati, non è che io potrei potrei limitarmi a parlarne politicamente. Sarebbe mio dovere come cittadino di segnalare, semplicemente segnalare, perché poi non è il mio ruolo di fare degli approfondimenti o delle indagini, ci sono delle figure ben specifiche che lo devono fare, e vi posso assicurare che quando io vi dico faccio un approfondimento, faccio un accesso agli atti, cosa vuol dire? Vuol dire, vedo che le azioni del comune sono in una certa, riguardano un determinato argomento. Per esempio, l'ippodromo. L'ippodromo lì è fermo, ormai è stato in concessione a una realtà. Questa realtà in questo momento ha deciso di non fare più la manutenzione che è dovuta dalla concessione. Io ho richiesto di avere visione di tutte le carte che potevo vedere, che testimoniano quali sono gli obblighi
del concessionario, se il comune o no sta controllando che vengano in qualche maniera assolti gli obblighi, ma non mi sono fermata lì. Ho scoperto che il Ministero ha fatto arrivare quasi 3 milioni di euro a quella struttura e ho chiesto subito, prima agli uffici, di darmi la documentazione riguardo a come sono stati spesi quei 3 milioni di euro, ok? E poi ho chiesto, visto che il comune ha detto, come dire, noi non ce l'abbiamo perché quei 3 milioni sono stati assegnati al Nord-Est Ippodromi, cosa che è vera, non sono stati al comune, però il comune è proprietario dell'impianto, sì. dell'impianto, quindi è tenuto, a mio avviso, a controllare. Non mi sono fermata neanche lì, visto che non hanno l'informazione di come, o almeno a me non è stata data quell'informazione, e quindi ho fatto una richiesta sotto forma di mozione che diceva al comune: signori, recuperate questi dati, perché è fondamentale sapere dei 3 milioni di euro dove sono andati a finire. Mm-hmm. Io non sto dicendo che ci siano degli illeciti, io sto dicendo il mio compito è controllare. Chiaro. Siccome ovviamente la mozione è stata momentaneamente sospesa, non è arrivata nemmeno in commissione pur essendo urgente, ho fatto la richiesta degli stessi atti al Ministero. Cioè, come dire, ha ragione il signore, bisogna controllare, però io lo sto facendo in questa maniera. Chiaro. Sentiamo un'altra telefonata, prego, buongiorno. Buongiorno, scusatemi la voce, ma Prego, allora, io noto una cosa, cioè la viabilità, c'è sia sul viale d'Annunzio che sul corso. Ieri sera sono venuta via da Piazza Verdi e chiaramente ho avuto la malaugurata idea di attraversare da Largo Riborgo dall'altra parte. Ora, il marciapiede, essendo pitumato di nero, conserva comunque il caldo del sole e io avevo praticamente le caviglie arroste. Però anche se avessi voluto attraversare all'altezza di Banco di Roma, praticamente non sarei riuscita ad attraversare perché quel semaforo è giallo e quindi i mezzi vanno in maniera che comunque non so a quanto all'ora questi mezzi vanno. Cioè quindi è impossibile, bisogna aspettare l'attraversamento di Piazza Goldoni per arrivare dall'altra parte. Stessa cosa, abito in Viale d'Annunzio, e stessa cosa sotto casa, c'è i mezzi a 2 ruote, perché sono quelli che fanno una confusione da matti, cioè passano sotto che io non so a quanta velocità vanno, però chiaramente le vibrazioni, pur abitando il 6° piano, mi arrivano sotto i piedi. Ora, come ho sentito dire l'altro giorno da l'assessore Babudar, sì, riguardo al muro di contenimento, che ma nell'800 non pensavano, eccetera. No, noi dobbiamo pensare a come è strutturata la città, perché le città europee hanno comunque un disegno medievale, quindi non sono adatte a sopportare e a supportare il caldo, i mezzi che ci corrono sopra perché sono pesanti. Quindi siamo noi che dobbiamo cercare una via d'uscita e non che mi senta dire che vabbè, ma nell'800 noi ha teniamo conto di questo. No, signori, veramente per me questo è uno scandalo enorme. Cioè, oltretutto, ma dove sta la sicurezza? Io oltretutto abito più o meno, una volta mi sentivo in centro, adesso io sto abitando in periferia. Allora è inutile fare la zona rossa dove abito io, quando a un certo punto le strade non sono fatte, quando ci sono dei buchi che bisogna stare attenti come si cammina. Ora, tutto questo crea degrado, non c'è più un'attività, è impressionante, c'è la pizzeria dove vanno a prendere la pizza fatta e ti trovi macchine
e mezzi a 2 ruote parcheggiate all'altro lato del marciapiede, per cui non hai marciapiede. Ma signori, ma dove viviamo? Cioè, è umana una città del genere? Potremmo essere sul giornale per essere validi, per avere una città a misura d'uomo, perché siamo importanti come città di Trieste, lo siamo sempre stati, però signori, non ridotti in questa maniera, in 30 anni di amministrazione che è sempre la stessa, e non è un vanto in politica essere sempre gli stessi. E con questo vi saluto. Grazie. Buona giornata a lei. Buona giornata a voi. Grazie. Richetti, prego. Una battuta, insomma, solo. Questo è quanto sottolinea quanto io dicevo prima rispetto all'intervista di Piazza, quanto quell'intervista non presenti la città reale, cioè manca in quelle 2 pagine Trieste, e la signora lo ha evidenziato dicendo quando cammino ho dei problemi a muovermi, diciamoci, non solo per le buche, non solo, ma anche per il caldo, perché la città si sta scaldando, ma non solo a Trieste, in tutte le parti del pianeta per lo più. E mi ha colpito il fatto che abbia ripresentato quello che poi era il mio esempio, no? Quando ho detto basta una pioggia per mettere in ginocchio la città, perché è vero, bisogna vedere la Trieste pensando alle persone, ma soprattutto pensando al futuro, e quindi predisporre le città se ci sono delle aree che vanno tutelate, per esempio tutte le 3 piazze che sono nel centro città, nel centro cittadino, sono piazze, sono appoggiate anche di fatto su materiale che è sabbioso, con e quindi c'è un certo movimento. Quando arriva l'acqua alta, che ormai arriverà sempre più frequentemente, sappiamo da studi che il mare penetrerà all'interno della città, cosa stiamo facendo? Noi come movimento abbiamo chiesto che si vada a fare uno studio, perché l'acqua di risalita con salina del mare danneggia gli edifici. Quando cominceremo a vedere che le strutture sono danneggiate dal sale, non vorrei che sia troppo tardi se non facciamo uno studio adesso, ok? Quindi ha ragione la signora nel dire bisogna vedere la città con gli occhi del futuro, e quindi di quello che succederà, di prevenire certe situazioni. Ed è a riguardo che voglio chiudere anche con la battuta. In questi giorni voglio informare i triestini. È stato aperto dalla prefettura la richiesta di osservazioni rispetto ai piani di emergenza dei luoghi dove vengono conservati delle immondizie, dei materiali di vario genere. L'episodio che è venuto oggi sul Piccolo dell'incendio in via Herrera è un esempio del fatto che quei piani sono assolutamente importanti. Io sono felice che la prefettura abbia avviato questo percorso che dalla legge è dovuto già da un po', diciamocelo, quindi sono felicissima che ci sia. Ma quanti dei triestini lo sanno? Che possono non solo dare osservazioni, ma soprattutto come si devono comportare di fronte a un incendio. Questa è la parte che mi interessa di più. Quindi bene che il prefetto faccia questo. Cosa sta facendo il comune per fare pubblicità e per soprattutto preparare la cittadinanza a queste situazioni? Perché i 2 intossicati ha funzionato, direi, perché insomma l'incendio era grosso e delicato, ma si sta parlando proprio
in questi giorni di questo, e le osservazioni scadranno il 15 di agosto, quindi in pieno solleone tutti siamo impegnati al caldo che non è quello dell'incendio, però come dire, dobbiamo stare informati e il Comune deve fare la sua parte. Ancora una telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Prego, sì. Buongiorno, saluto a lei, alla redazione, tutti i gentili ospiti e tutti i telespettatori di Tele4. Io volevo proporre il mio pensiero, ho 3 argomenti da portare, piccoli e brevi. Allora, il primo rivolto a lei, gentile Guilotta, sul discorso come si è arrabbiato prima per il signore che ha chiamato la Ma seconda non mi volta. sono arrabbiato, figuriamoci. Se mi vede arrabbiato cambia idea, guardi, glielo dico subito. Guardi, facciamo così, adesso le spiego il mio pensiero. Allora, vede, il rapporto tra me, telespettatore, e lei, come emittente TV, è che se io guardo la TV, la vostra pubblicità, pago il biglietto di accesso. Una volta pagato il biglietto di accesso guardando la TV, io non ho più nessun obbligo di ricordarmi le vostre regole. Siete voi che avete l'obbligo di ogni volta ricordare le regole, tanto quanto se lei va a vedere ad esempio Radio Radicale, puntualmente diciamo sono molto precisi nel informare le regole, ogni volta, fino alla nausea. Secondo, quando lei diciamo chiude la telefonata, per me sta anche bene, io non è che me la prendo se lei mi censura o chiude la telefonata, ma le dico subito una cosa, quando lei chiude, io semplicemente chiudo la TV, vado a leggere un libro o guardo un altro programma, e questo non fa bene all'emittente perché va a intaccare l'audience, e l'audience vuol dire pubblicità. Poi sono affari vostri, non ci entro e non mi interessa. Volevo dire alle gentili ospite, volevo mettere in evidenza 2 cose. Tutte queste piogge anomale nasce il sospetto che siano esercitazioni militari sul clima. Le posso dire che ci sono trattati, basta andarsene a cercare e leggerli. C'è diciamo sulle riviste diciamo militari, basta andarsene a cercare e leggere, che l'Italia esattamente dopo Israele il terzo miglior diciamo, Stato militare che diciamo, è capace di modificare il clima. Generalmente le zone Emilia-Romagna e il Veneto, in linea di massima, sono le cosiddette zone polare, dove provano a cambiare il clima. E non lo dico perché sono complottista, eccetera, perché mi sono semplicemente documentato. Allora, quando c'è una pioggia, diciamo così, anomala, come potrebbe essere, basterebbe chiedere a un meteorologo se quel tipo di pioggia, basta che non sia un meteorologo militare, è un tipo di pioggia che si può configurare come un andamento normale. Poi ci sono anche siccome utilizzano degli agenti chimici, adesso non mi dilungo, basta guardarli e si vede, no? Per quanto riguarda la giustizia, allora volevo dire, e dopo chiudo, volevo dirle ancora una cosa inerente perché diciamo c'è tutto questo catafascio sulla giustizia. Allora il governo Meloni ha più scandali di vario genere di quello che si pensa, che non passano come si dice, al pubblico. Voglio ricordare una frase, mi sembra del ministro Lollobrigida, mi sembra, che aveva detto questo: se vado in galera ho un sacco di cose da dire. E subito dopo questa affermazione, perché lei sa benissimo che la politica è anche una questione di simbologia, subito dopo si è parlato della riforma della giustizia. Il punto è che questo governo è vile, inetto e affarista, e questo è il punto. Il punto è questo: è un governo purtroppo di politicamente parlando di incapaci, partendo dall'alto verso il basso. E abbiamo perso, ad esempio, non se ne parla, la sicurezza cibernetica, abbiamo la sicurezza, ad esempio, del clima. Sì, è vero che siamo il terzo paese del mondo per preparazione sulla modificazione del clima, ma su tecnologia israeliana, sono loro che ci comandano. È questo che non sta facendo il governo, non si sta dando autonomia né prestigio, diciamo, alla nazione. Grazie e buongiorno. Bene, grazie. Se vuole rispondere a quanto le riguarda, perché per quanto mi riguarda non ho niente da dire. Prego. Io invece ritengo che una trasmissione che in qualche maniera governata sia una trasmissione intelligente. Ecco, questa è una mia, mi prendo la responsabilità di quello che dico, perché ovviamente faccio un lavoro diverso rispetto
al vostro, quindi sono favorevole che ci siano delle regole, che queste regole vengano spiegate. Sì, vero, questo è corretto, forse un aspetto corretto. corretto che ha rimarcato il telespettatore, Ecco, che quindi, alcune regole vanno ribadite sì, anche per chi non le probabilmente. conosce. Fa specie che lo dica uno che chiama ogni giorno, che quindi le regole le conosce, Ma pertanto sì, non dovrebbe è- essere già infatti, edotto a riguardo. ma adesso non entro in questo. Rispetto a quelle che sono le motivazioni delle piogge, che sembrano piogge di origine militare, io mi affido alla scienza, ecco, insomma, quindi se vado a vedere i fenomeni come avete visto, vado a domandare quali sono le statistiche, questo fenomeno rientra o meno nelle statistiche, quali sono le origini, e le origini sono abbastanza chiare. Allora, in un qualche modo però, diciamocelo, il Signore aveva ragione quando dice che ci sono delle impatti militari che impattano sul clima. Questo sembra strano? No, è vero, perché se abbiamo due guerre importanti, insomma, si sta creando pulviscolo, si sta creando emissioni, si stanno investendo dei soldi che invece di andare sulla tutela del clima a rifare le città, vanno in bombe, in uranio, quindi diciamocelo, da un certo punto di vista possiamo anche dire che avesse ragione. Abbiamo tempo per l'ultima? No, perché siamo in chiusura, quindi purtroppo dobbiamo andare in chiusura e non riusciamo a sentire la prossima telefonata. Consigliere Richetti, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. So che avete consiglio lunedì, ci sono temi diciamo più ordinari e tecnici, ci sono alcuni ordini del giorno che rimangono sospesi. Ci sono tante cose che rimangono sospese, che è una delle vedete, tante volte sentite dalla maggioranza che vi dicono le opposizioni protestano solo, non fanno mai proposte. E guardate, non ve lo dico io perché ovviamente può essere interpretato di parte, ma guardate anche semplicemente la lista delle cose che sono appese lì in consiglio comunale. In sospeso. In sospeso, sono lì ferme da anni, le nostre proposte che sono ferme dal 2021. E dovrebbero essere da regolamento trattate entro un mese, ma non solo, ci sono proposte addirittura di delibere di origine proposte dalle opposizioni. Io ho degli ordini del giorno, oltre delle mozioni. Lunedì presenterò comunque una domanda di attualità proprio sulla questione dei piani di emergenza, perché le idee le abbiamo, non è che le abbiamo, sembra che abbiano paura di trattarle. Ecco. Va bene, grazie Richetti, grazie a tutti, buona giornata, arrivederci.